Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 23 ottobre, settimana che sta terminando, ultimo giorno per Buongiorno 131, ma ci portiamo in direzione della prossima sfida del Cagliari in scena domenica al Bentegodi alle ore 15 contro il Verona. Diamo il buongiorno anche a Francesco, ben trovato Fra. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti, come sempre urli per la gioia di chi... Buongiorno! Sembra che stai cantando la sigla. Ma io so, è il mio tono di voce, direttore. Sì. Se vuole parlo così, allora va meglio. No, perché sennò poi la gente si addormenta, io in primis, quindi... Vedi. Ciao Fabrizio, ben trovato. C'è un po' di... Ho tutto o niente. Non è così, così, vabbè. Avrei una domanda, faccia pure Fabrizio. Vai. Ciao Andrea, ben trovato. Ciao Magico Cagliari. Il commento di Fabrizio. Non ho idea, perché non lo vedi? Non lo so. Cos'è? Non so. Potenza di StreamYard, non lo so. Avrei una domanda, ma il fantagiornalismo LDL consigliato, sconsigliato, scommesso? La dicitura esatta è un ubacco, quindi guarda, proprio... No, vabbè, dai, è consigliato. Addirittura, attenzione. Pensinaccio che ti garantisce il 6, non ti dà un bonus. Per il modificatore. No, invece no. Allora, a 13 anni, Forza. Sì, campionato vabbè. esordiente... vabbè. C'erano ancora i triceratopi. Vabbè, comunque 13 gol. 13 gol in una stagione da terzino. Incredibile. E poi Capito? perché non ti ha preso il Milan, non lo so, il Napoli di Maradona? Cioè, qual è stato il problema? Che 13 anni? No, dai, non posso... allora, il Napoli di Maradona, quindi... vabbè, io ho giocato 10 anni al GG Riva, attenzione. Quindi comunque... Maradona. No, ma figurati, come Maradona, figurati. No, vabbè, non lo so. ci sono state delle situazioni... Ecco, i figli sì, tutti e due, sia con Mauro che con Nicola, assolutamente. C'è stato un problema a livello di cartellini, mettiamola così. Però non è mica così, non è che uno è bravino e allora sicuramente andrà in Serie A, ma quando... certo. Poi allora, la verità, e poi chiudiamo questa Marcord, quando... parentesi. Esatto. Piuttosto che giocare in prima categoria, perché a 17 anni ho debuttato in prima categoria, ho preferito andare a seguire il Cagliari. E quindi ho appeso le scarpe al chiodo. Chiudiamo. Giornata di lutto nazionale, il giorno in cui hai... No. Non l'hai fatto. No, ma anche questa non è male, Anche questa. Come si chiama? Questa C'erano i famosi derby Gigi Riva Johannes. Quindi, resteremo ore a parlare del tuo passato, caro. Ho perso il primo posto, Caro Fanta Luca, 131, ma so convinto di riuscire nel conto sorpasso già questo weekend. Dai, beato te, io non mi ricordo nemmeno dove sono arrivato, perché posizione adesso forse sono 80esimo. Ti ricordi neanche dove sei proprio? Quello a prescindere. Mondo, praticamente. Quello a prescindere. Ciao Marco, ben trovato. Insomma, un paio di news, Fra. Vai. La prima, oggi abbiamo 3 ospiti.
Sì. Quindi comunque puntata ricca, quindi mi raccomando partecipate. Altra cosa, mancano 40 iscritti, quindi semplicemente iscrizione per arrivare a 5.000 su YouTube, che sarebbe comunque già un bel traguardo a brevissimo periodo, quindi avvisate amici, cliccate, fateli iscrivere, chiamate zie, nonne, mamme, sorelle, fratelli, iscrivetevi a C'è 131. questa roba delle zie. Le zie, sì, beh, le zie Interessante. sono sempre interessanti, quindi Questa era stupenda, questa era stupenda. E chiudiamola qua. Esatto. Direi, non andiamo, no, insomma, non andiamo oltre. Accorrete Non tutti. andiamo. Venghino, vedete quando arriva l'arrotino col microfono che passa per le strade. È arrivato Esatto. l'arrotino. Iscrivetevi a 131. Possiamo fare È una cosa del genere? l'ombrellaio anche, è l'ombrellaio. Va E bene. tu, Coco bello, Coco brutto, no? No, Coco Bruto non l'ho mai sentito. Comunque, sta per entrare Matteo Tidili, che è il primo ospite di oggi. Abbiamo le parole di Pisacane di Vai. ieri. E Socrate muto, infatti, ha ragione Davide su questa perla di saggezza di Luca Leonardo. Io la clipperei, con questo suggerimento all'uomo meme, insomma, questa roba delle zie sono sempre interessanti. Secondo me ci sta a clipparla e poi rovinare la vita di Luca Leonardo. Ecco. In attesa di Matteo Tidili, secondo me dobbiamo andarci a sentire proprio Pisacane ieri agli Ussi, a Premi Ussi a Golfo Aranci, così, giusto per... abbiamo un contenuto abbastanza fresco e pregno in video, Bello. quindi andiamocelo a sentire. Che dici? A dire di sì. Vado? Vada. valori umani che Davide ha incarnato. Come ho detto prima, ringrazio Renato, Anna, Marco, Bruno, la famiglia Stori per aver visto in me qualcosa di importante nel portare avanti questa missione, tra virgolette, perché secondo me oggi rappresentare Davide e farlo io nel mio piccolo è veramente un senso di grandissima responsabilità, ma è soprattutto, come ho detto prima, grandissimo orgoglio, perché Davide è stato e sarà per tutti noi un esempio dentro e fuori dal campo. È qualcosa che mi responsabilizza ancora di più. Lo farò con tutto il cuore e come ho detto sempre sul palco, se qualche volta dovessi avere un tentennamento, questo premio sicuramente mi metterà sempre sulla retta via. È una bella responsabilità sicuramente ricordare e rappresentare in qualche modo Davide Astori. Parliamo un po' di campo, di Cagliari. La partita importante è quella di domenica, andati a Verona. L'anno scorso Cagliari ha vinto, quella partita fu fondamentale poi per la salvezza che arrivò alla penultima con il Venezia. Arrivate da una sconfitta contro il Bologna in cui però comunque avete fatto vedere delle cose importanti. Qual è l'animo all'interno dello spogliatoio? Intanto la partita dell'anno scorso non fa più test. Stiamo parlando di un altro campionato, stiamo parlando dell'8ª giornata e comunque fare sempre riferimento al passato è qualcosa che poi non diventa neanche coerente con quello che poi si vuole portare avanti, e che non vuol dire che quello che sia stato fatto l'anno scorso è qualcosa di errato o qualcosa di migliore, assolutamente no, anche perché l'anno scorso si è raggiunto l'obiettivo, poi ognuno di noi può avere la sua lettura, ma è stato raggiunto l'obiettivo, per cui io mi auguro che l'epilogo di quest'anno sia come quello dell'anno scorso, questo senza ombra di dubbio, però non sempre facendo riferimento a partite, a moduli, a cose che magari negli ultimi tempi, ogni volta che c'è la possibilità, si fa riferimento. Detto questo, le cose buone contro il Bologna ci sono state, ma ci sono state anche quelle meno buone. Io penso che in una sconfitta non bisogna mettere l'accento sulle cose buone, ma bisogna soprattutto mettere l'accento sulle cose meno buone. Sicuramente gli ultimi 10 minuti, adesso in conferenza post gara vi dico sempre devo rivedere la partita per farmi un'analisi più dettagliata, vi dico che i 10 minuti, 15 minuti del finale è un qualcosa che per la prima volta nella stagione non ci hanno rappresentato e questo mi auguro di non vederlo mai più. Questo mi auguro di non vederlo mai più, è interessante. Ma è un qualcosa che non si può dire al nostro Matteo Tidili, primo ospite di oggi. Cosa stavi facendo? Ti stavi grattando il tatuaggio? Cosa stavi facendo?
Ciao ragazzi, Buongiorno. buongiorno. Eccolo, Eccomi. grande Matte. Speriamo veramente Le di non rubriche rivedere mai più operative. certe formazioni, dai. Subito polemico il nostro Matteo. No, Ci no, piace, no, siamo ci fiduciosi piace. però, siamo fiduciosi perché questo Cagliari ci piace la rosa e ci piace anche il bagaglio tecnico di questa cosa, però alcune formazioni sì, vanno controcorrente rispetto a quanto dichiara in conferenza stampa il mister, no? Sì. Siamo all'inizio, Come ti E siamo dicevo, solo dal all'inizio, vivo dai. lunedì a Buongiorno Regione, a margine di Buongiorno Regione, perché non è che ci fanno parlare a noi due a Buongiorno Regione, Purtroppo no. giustamente per la RAI, diciamo così, insomma, è un bene per tutti. No, scherzi a parte, Matte, insomma, inizio interessante, si può dire, da parte del Cagliari, perché comunque queste 3 sconfitte, ognuna ha raccontato una verità diversa. Secondo me a tanti continua a non piacere in qualche modo l'atteggiamento tattico, soprattutto nell'ultimo periodo del Cagliari, però come ti dicevo, secondo me c'è un po' di... cioè, è ancora presto, secondo me, per prendere davvero dei giudizi, per dare dei giudizi troppo tranchant. Io credo che fino alla 10ª giornata, no, bisognerà cercare di capire quelli che sono gli assestamenti. Detto che, come ha detto lo stesso ieri Pisacane, insomma, quando si perde bisogna mettere l'accento sulle cose che non vanno, non su quelle che vanno. Sì, il Cagliari secondo me sta andando, diciamo, oltre le aspettative. Abbiamo 8 punti in 7 partite, poi ovvio, chiaramente Pisacane dice che vuole fare punti anche con le grandi, però se in formazione non schieri attaccanti diventa sempre più complesso. C'è anche da dire che siamo stati sfortunati a inizio campionato con l'infortunio di Belotti. Mi chiedo anche, qualora ci fosse stato Belotti disponibile, come sarebbero state con le formazioni, magari col Bologna o magari col Napoli o magari con l'Inter, ecco. Non abbiamo perso male, ecco, se andiamo a vedere la parità col Napoli, stavamo strappando un pareggio, diciamo che non stava andando così male. Però col Bologna, ecco, nonostante non abbiamo schierato punte, abbiamo anche prodotto qualcosina, ecco, nel primo tempo, e qualora avessimo segnato, ecco, nessuno avrebbe recriminato. Però, ecco, quell'atteggiamento così troppo remissivo, troppo di magari giocare di rimessa, di ripartenza, a me non è che fa entusiasmare. Noi da tifosi vogliamo un Cagliari sempre all'attacco e non è possibile, lo sappiamo, quindi pazientiamo. Non è detto L'importante che non sia comunque è far possibile. punti. L'importante comunque è far punti con le dirette concorrenti. Finora il compito l'abbiamo svolto alla perfezione. Adesso vediamo con Verona e Sassuolo, è un bel binomio interessante. Abbiamo potenzialmente quanti? 4-6 punti a disposizione. Ecco, vediamo di farli, di portare in cascina quanto più possibile. Ecco. Beh, Se, secondo me il face- Cagliari se dovessimo è fare 6 totalmente in punti grado, alla grande, direi. Sì. No, ma io quest'anno sono è in grado assolutamente il Cagliari. fiducioso. Sì, io sono fiducioso. Adesso noi stiamo un poco di scherzando, ecco, cercando il pelo nell'uovo, ecco, ma io ripeto, sono fiducioso rispetto all'anno scorso. Vedo un upgrade sia per quanto riguarda la quantità che la qualità in questa rosa, quindi io penso che, vabbè, a gennaio forse bisognerà rimettere mano all'attacco, no? Perché Pelotti probabilmente 8-9 mesi si li farà tutti fuori dal campo, quindi Borrelli comunque è un giocatore che ha bisogno comunque di un compagno là davanti, e quindi se Kilixoy non è pronto, chiaramente qualcosa bisognerà fare, no? Certo. No, ma poi io, prima di dare la parola a Luca, scusate, secondo me il nodo della questione attacco fin qui è stato quello che diciamo un po' di continuo, cioè Belotti era la coperta che ti permetteva in qualche modo, no, di nascondere quello che di perfetto non c'era, di ancora perfetto, comunque di ancora performante ancora non c'era, e ti dà la possibilità
Borrelli intanto di crescere senza troppe responsabilità, senza troppa pressione, lo stesso Kilixoi di inserirsi all'interno di un sistema tattico e di un calcio completamente diverso rispetto a quello turco, che per certi versi ricorda più quello spagnolo rispetto a quello italiano, no? Per interpretazione proprio del gioco offensivo, come giustamente anche tu, Matte, dicevi prima. Ora l'infortunio di Belotti invece mette tutti di fronte alle proprie responsabilità. Secondo me non sono solo loro due, perché poi sono i due nomi che tornano più spesso, ma ci dimentichiamo Luvumbo, ci dimentichiamo Gaetano, ci dimentichiamo lo stesso Felici, all'occorrenza pure Pavoletti, cioè sono tanti giocatori offensivi di questo Cagliari che sono chiamati tutti, secondo me, a alzare Tanti però no? da usare col contagocce, però, perché Pavoletti chiaramente non possiamo più togli fare. Pavoletti, Togliamo ovviamente. Pavoletti. Infatti ho detto, per quello che Pavoletti può dare a questa Gaetano, squadra, Gaetano finora perché continua ad avere questi problemi fisici che lo stanno un po' limitando, no? Mi sembra ancora un po' lento nei movimenti, e Luvumbo continua a confermarsi sempre abbastanza fumoso finora, quindi speriamo bene, dai. è per quello che dico, Le sono scelte chiamati non mancano in a fare avanti, il meno. problema è che non segna nessuno. Cioè, è quello un po' il o magari quando discorso. segna poi viene annullato il gol, come a Felici vabbè, tu mi dicevi che il fallo c'era, ma secondo me no, e quindi restiamo così, va. Come ti dicevo l'altro giorno, è quella situazione, insomma, in cui l'arbitro poi va a punire anche secondo me l'eccessiva ingenuità, perché lì a dopo appunto Per me era un gol regolarissimo, e non lo dico da tifoso. nel movimento, quindi vabbè, guarda, bisogna capire se l'avessero fatto contro il Cagliari, in caso di annullamento o meno, comunque avremmo avuto un giudizio un po' diverso. Luca, eccoci qua. Allora, un paio di Non ti sentiamo, commenti. Luca, Perché non mi sentite? sì, ti sentiamo. Ah, ecco. Io no. Mi senti? Come non mi senti? Ma senti me, Matte? Non Ma ci sento senti? Ma non ci senti? No, no, Sì. com'è possibile? Dai, Ma tu Luca, mi- però non posso condurre io la trasmissione, dai, Ah, risolvi. che maledetto, Matte, se sei un se grande. non ci senti, Allora, senti, devi entrare, cioè uscire e rientrare. è riuscire. No, ma secondo me ci sta prendendo in giro. Lui ci Ma sente io? come me. Ehi, Vedi che ma ci se sta. senti adesso? Io sento solo te. Non senti Luca? Non sento Luca, sì. Com'è possibile? Balorda questa cosa, perché io lo Sì. sento invece. E voi mi sentite? No, Allora, secondo cosa me- faccio? Provo a uscire e rientrare? Entra- Sì, Prova a esatto. fare così. Esatto. Prova a fare Va così. bene. Proviamo. Vediamo. Ti stava prendendo in giro, secondo te? Boh, secondo me sì. Però è uscita alla fine, magari ma te è clamoroso. Irano comunque dice, quindi si augura di non levare più Prati per mettere Gaetano lì gli ultimi 10 minuti e Secondo me quarto d'ora. quelle sono state scelte dettate dal momento della partita. Vediamo un po'. Prova. Eccoti, ora sei perfetto, vai, sei limpido, vai. Alla grande Matte. Grandine. Alla grandine, appunto. Matte, ti chiedevo, c'è questo discorso relativo all'attacco. Svelaci qual è la verità. Diciamo che il Cagliari è in trattativa con te per farti Svelaci giocare a la verità. gennaio. Dai, Esatto, tira avete visto via, la che- mia performance il Esatto, lunedì, e quindi Ho c'è rotto già la c'è mano la a trattativa Giancarlo, quindi diciamo che siamo pronti, no? alla grande. Adesso Come togliergli la mano? Con un tiro? un tiro, sì, a cioè, parare, un tiro dalla distanza. dalla distanza, No, da no, casa- vabbè. però ha una mina, Eravamo appunto. sui 150 all'ora più o meno, una roba del genere. Era questa la cosa. Adesso ritorno un po' sul discorso dell'attacco. È vero che l'infortunio di Belotti ha cambiato un po' tutto, però si pensa che comunque da qui a gennaio Borrelli, Kilixoi, Luvumbo, Felici, Gaetano possano entrare in condizione ed essere decisamente più continui rispetto a questo inizio del campionato, perché altrimenti sarebbe un grosso problema. Cioè, la speranza è che non debba ricorrere il Cagliari a prendere un ulteriore attaccante, visto gli attaccanti che è in rosa, Matte.
Il problema però è che Luvumbo lo stiamo aspettando nella sua esplosione e nella sua conferma già da un paio di anni. Questo è vero. Luvumbo ha 23 anni e continua comunque a sfornare delle prestazioni che sono più fumose che altro. Borrelli, sappiamo che comunque non è un finalizzatore, ha avuto l'occasione contro il Bologna di andare a tu per tu col portiere, ma si è fatto raggiungere da tutta la difesa praticamente perché è piuttosto lento. Ricorda un po' nei movimenti Acquafresca, però Acquafresca segnava. Sì, Era brutto da vedersi, ma Fisicamente sono segnava. diversi, però sono diversi. Sì, Borrelli fa comunque un gioco, ripeto, per far alzare la squadra di sponda, ha comunque bisogno di un compagno là davanti. Adesso speriamo infelici, ecco, perché è l'unico che secondo me in prospettiva sembra interessante. E poi chiaramente Esposito e mettiamoci anche Folorunso, mettiamoci anche Folorunso come giocatore offensivo. Un pochettino in sovrappeso, ma dai video che si vedono su YouTube non si può che ben sperare. Dicevo anche da Folorunso si aspetta un po' di più. Ragazzi, io non offensivo. vi sento più, però noi ti sentiamo. Ma perché non ti senti? Non ci senti? Perché non ci senti? È il tuo, però. Tu hai un computer di aggiorna, Matte. Noi ti ragazzi, sentiamo benissimo. Non sento ciò che dite, non capisco per quale motivo. Allora, riesci e rientra. Devo riuscire a rientrare. Sì. Ma dai, ma che meccanismo è? Cambia computer. È incredibile. Che bello. Spettacolo. Che bello. Vediamo. Dai, ma non è possibile. Non sei collegato da computer perché vedo la No, dal cellulare. Dal telefono. Dal telefono. Sì. Non è manco le cuffiette, giusto? No, hai le niente cuffie. No. Comunque, lascia. Ecco, adesso è saltato proprio la connessione, adesso l'hanno chiamato, magari. Sicuro. Bellissimo. Lo lasciamo così tutta la puntata. Come green screen. Piuttosto adesso ne approfitto, Luca, dato che si avvicina la giornata di Fantacalcio e visto che ho superato indenne lo scorso weekend, no? Pochi gol, ma comunque io 2 li ho portati a casa. Questa si pronuncia molto più complessa per il mio attacco, Ho tutti i big match. Io ho Martinez, Højlund, Sule, tutti i big match là davanti. Sì. Bonni, sì. 2 dell'Inter male però, però tanto male Bonni direi di no, nel senso che devi mettere 2 della stessa partita, becchi l'Inter, tra l'altro l'Inter Napoli-Inter non è così scontata, tra l'altro anche Højlund, hai 3 attaccanti nella stessa partita. Ma ho svincolato Castellanos per Bonni, direi che ci sta. Ecco, vedi che siamo in 3 comunque, che ce l'avevo anch'io, così, per la cronaca, me ne sono accorto facendo mercato, quindi. Una nota di merito per l'Aston Villa Speciosa me l'aspetto, visto che sono 48esimo. La classifica è lunga, Aston Villa Speciosa è bellissimo. Quindi allora l'obiettivo Fra è arrivare prima di Aston Villa Speciosa. Questo è il primo obiettivo. 48. Sì. Sei avanti, sei forte tu, Sì, sono a 30 punti dal primo, quindi me la gioco. Io sono 130esimo perché nell'ultima giornata ho fatto 80, quindi erano punteggi bassi. Ho recuperato credo una cinquantina di posizioni con la giornata. Con l'ultima giornata, anche perché la cosa bella di essere in 500 è che ovviamente soprattutto all'inizio la distanza è veramente minima tra i primi posti e gli altri. Comunque ho recuperato mi pare 5-6 punti al primo in classifica, e ci sono alcuni commenti prima di salutare poi Matte, perché sono secondo me interessanti come spunti di ragionamento. Davide che dice Zito avrebbe forse necessità di uscire dalla comfort zone di Cagliari, e lo dico con grande affetto perché per me potrebbe stare a vita, ma sono 2 annetti che è un po' fermo nella crescita. Va anche detto che Zito si è fatto male ogni volta che sembrava poter fare il salto, non li ho comprati, caro Fabri, ho fatto 4 gol.
centrocampo, Bonnina attacco, è andata bene a sto giro, infatti il Ha truccato, ha truccato, ha messo mano un altro è a cerca. Ascolta, ci sono Strano che non arrivino domande sulle condizioni meteo. Vero, questo senza io ce l'ho la domanda. È incredibile. Io ce l'avevo. Vai, Io ce vai. l'avevo la domanda. Stasera piove che devo giocare a calcetto. Ecco, A attenzione. che ore? Alle 20. No, te Deve la piovere scampi. prima, giusto? Te la scampi. O te la piove scampi. dopo? Quando piove? Ma dovrebbe fare qualche goccia un po' prima, ma sul Cagliari è molto blando questo passaggio. Ok. Perché ho visto Sì, la tua sì. storia con quella roba rossa bruttissima che Sì, stava ma quelle di sotto- ieri, quelle di ieri sulla meno costa male. dell'Iglesiente, sì. Meno male. Mm. Che ieri eravamo a Golfo Aranci, quindi non c'era. Io, tra l'altro, io pensavo che piovesse di brutto, perché noi quando abbiamo superato dove che eravamo? Nella zona di Posada, sopra proprio la zona di Golfo Aranci c'era una nuvola del colore della tua maglietta praticamente, cioè questo verde nero, va. E quando assume queste tinte preannuncia grandi, né? Ti è andata bene. Invece ha fatto veramente 10 gocce durante l'evento, che tra l'altro eravamo al chiuso in una palestra, quindi non c'erano problemi, e poi addirittura è uscito il sole e ha rimesso il caldo clamoroso che avevo lasciato a Cagliari partendo Esatto. verso mezzogiorno, che era una roba illecita veramente. Eravamo un caldo agli angoli opposti agostano. dell'isola, sì. Sì, Perché io invece esatto. stavo seguendo quel temporale sull'Iglesiente, ero sotto il nubifragio per intendere. Come tuo solito, che è la parte più bella del tuo lavoro. Esatto, io sono una diciamo. lumaca, io esco non appena inizia a piovere. Questa è bellissima. Lo sappiamo, beh, ci vediamo. Io esco, ragazzi. Buona. No, scherzi a parte, però te la faccio io la domanda seria sul meteo. Ce ne sono, ce ne sono tante. Ce ne sono arrivate. Ha voglia. Allora, devo lavare la macchina. Quanto potrebbe durare pulita? È un periodo instabile questo, direi di non lavarla troppo a fondo, cioè una rinfrescata sì, ma senza Oggi strollicarsi nevica. troppo. Oggi nevica. Oggi non nevica. Invece Bilancizio dice, c'è una domanda, qual è la migliore app? Questa è bella. Matteottidili.it. Questa ancora non l'abbiamo fatta, non l'abbiamo creata, ma Work in io progress. tendenzialmente le app non le consiglio mai, però per avere un'indicazione in linea di massima io direi Meteo Blu, si può scaricare, ma anche comunque Windy per avere informazioni in tempo reale sul radar, sul satellite, se volete avere informazioni su dove sono in atto le precipitazioni più intense, ecco. Windy si può utilizzare, e poi comunque ha un'interfaccia grafica accattivante, interattiva, quindi la consiglio, dai. Però chiaramente dovete sempre tener conto dei limiti intrinseci di queste app, quindi non aspettatevi la precisione. Grande Matteo, ti seguo dai tempi della scutulata a Ponte di Legno, dice l'uomo meme. Ricordiamo quel video meraviglioso, Matte, che abbiamo creato. Bellissimo. Con Sì, quella sì, passata d'acqua veramente cioè, senza un senso. Era una roba balorda, devo essere sincero, perché poi io in montagna la pioggia la temo sempre tanto, però poi eravamo al chiuso, al coperto, quindi alla fine ci è andata bene. Va bene, Matte, direi che noi ci ritroviamo sicuramente da qui a fine stagione, cioè direi ti riavrei nuovamente come ospite. Assolutamente. Magari ci rivediamo anche in campo, se capita, no? Dai. Con Luca sicuramente, guarda. Francesco non viene, figurati. Ma siete troppo forti per me, quindi ma io prima di giocare con voi devo recuperare. Ma il nostro livello è veramente basso. Vero, sì, Matte? È arrivato Matte, ha già fatto la differenza. Ecco, tieni conto che mi hanno scambiato di squadra dopo mezz'ora perché stavo rompendo gli equilibri. Basta, mischiamo le squadre. Basta. Esatto. Sì. Ma c'è gente che si lamenta, ma basta segnare. Ti importa. No, importa mai. Vabbè. Lui l'ha detto, io non vado in porta. Io all'inizio segno. Grande Matte. Matte, grazie davvero di essere stato con noi. Ci troviamo, insomma, prossimi giorni, tanto so che ci segui, quindi ci sarà, io vi seguo, continuo a seguirvi e a importunarvi comunque sempre, mi raccomando. Esatto. Va bene, grazie ragazzi, un abbraccio. Ciao Matte, ciao Matte. Ciao.
Turnover, esce Matteo Turnover. Tinili, entra Marco Micaleddu, eccolo Eccolo qua. qua. Buongiorno Buondì. amica. Come stiamo? Buondì. Bene, dai, pronti per la partita di oggi, ma bene. Bella, questa luce viola alle tue spalle, fa molto ambient, devo Cambio? essere sincero. No, lascia. Bello, no, è bella, Bellissimo, spettacolare. Allora, seconda partita per i tuoi Gear 7, la prima, allora, io l'ho seguita tutta, devo essere onesto, mi sono divertito, anche se all'inizio ho detto, porca miseria, cioè, partitaccia, e invece la figata della Kings League che basta davvero uno schiocco di dita e cambia tutto completamente. Eravate sotto 3-0, 3-0, sì. fate il gol che vale 2, 3-2 e poi da lì inizia la vostra rimonta, poi alla fine avete perso di shootout, ma insomma è stata veramente una partita super emozionante. Raccontaci un po' anche insomma, da dentro com'era la situazione. Allora, la partita di lunedì, diciamo che abbiamo sbagliato qualcosina all'inizio, loro ci hanno punito, poi giocavamo contro un nostro ex giocatore che era appunto Gelsi, Chelsea. e che comunque ci ha punito subito, la legge del gol dell'ex. Vabbè, quello purtroppo. Sempre valida. Sempre valido. Poi vabbè, eravamo sotto 3-0, però poi comunque ci siamo rimessi bene in campo, siamo riusciti a trovare il gol doppio verso la fine del primo tempo e poi l'abbiamo diciamo ribaltata grazie al dado che abbiamo fatto molto bene e poi abbiamo gestito poi nel 7 contro 7, però diciamo che alla fine un pallone che è rimasto lì in aria ci ha condannato poi al pareggio. Quindi abbiamo raccolto comunque un punto dalla partita e poi con gli shootout potevamo raccoglierne un altro, solo che agli shootout li abbiamo sbagliati praticamente tutti. Forse perché eravamo mentalmente un po' abbattuti dal fatto che ci siamo fatti riprendere alla fine, una partita che pensavamo potesse andare sui nostri binari e che poi ci avremmo giocato nella parte finale di gara e invece poi è finita in pareggio e agli shootout mentalmente avevamo già staccato purtroppo. Quindi abbiamo concesso un ulteriore punto ai nostri avversari, però insomma tutto sommato la reazione è stata di valore, quindi ci portiamo a casa questo. Esatto, anche perché poi rimontare e essere contro rimontati è sempre un po' particolare, ma questo secondo me è anche proprio la testimonianza di quanto la Kings sia davvero aperta Sì. a qualunque tipo di situazione durante la partita. Inevitabile la prima domanda, Marco, è sull'impatto dei due sardi. Stiamo vedendo la foto con Marco Sau, c'è anche Marcello Mancosu, ricordiamolo, nella formazione. Marco ha giocato molto di più. Posso dirti, si vede che ancora deve prendere un po' le misure con non tanto col campo quanto probabilmente con le regole, anche con la tipologia di gioco della Kings. Sì, assolutamente. Diciamo che la Kings è un calcio a 7 che non è calcio a 7, cioè è una roba talmente particolare col fuorigioco, eccetera, che comunque chi non ha esperienza in questo format fa fatica alle prime partite. Anche lo stesso Caputo l'anno scorso nelle prime partite ha fatto una fatica immensa nel trovare le misure, capire i movimenti, come stare in campo, eccetera, fino a che poi ha preso insomma confidenza e ha capito un po' come disporsi in campo e come giocare. Diciamo che Marco in realtà l'ho visto molto bene nel secondo tempo, dove ha preso più l'iniziativa, dove ha provato anche a fare delle ripartenze in velocità, su cui tra l'altro su un'azione, se accentuava un po' il contatto, poteva anche procurarsi un calcio di rigore, perché ha fatto una ripartenza 1 contro 4 veramente di livello, e lì poteva portare a casa anche un calcio di rigore, però poi diciamo che è rimasto in piedi perché voleva provare ad arrivare alla conclusione. Però tutto sommato non è stato un esordio da dimenticare, ecco, nel senso che nel secondo tempo, come si è visto, un po' più confident all'interno del gioco, anche perché comunque lui con noi praticamente non è riuscito quasi mai ad allenarsi, ha fatto due amichevoli, quindi comunque anche capire un po' come giocano i compagni, eccetera, è un po' complesso, però tutto sommato non è andato male, anzi.
mentre Marcello purtroppo è stato sfortunato perché si è infortunato nel riscaldamento, perché ora qua una delle tante critiche che io faccio alla Kings, e abbiamo una zona di riscaldamento che è onestamente imbarazzante, perché è un rettangolino di sintetico minuscolo all'aperto. Ovviamente lunedì siamo a Milano, stava piovendo e Marcello è scivolato nell'area di riscaldamento e ha sentito tirare, e quindi purtroppo non ha potuto darci una mano lunedì, e infatti oggi sarà assente perché ancora non ha recuperato. Non ha recuperato? No, quindi oggi lo sostituiamo con un altro giocatore di riserva con cui possiamo fare delle sostituzioni nelle partite di giovedì. Mi dispiace perché Marcello secondo me anche lunedì poteva darci una grossa mano sull'1 contro 1 nelle fasi dove bisognava saltare l'uomo e magari mettere palla dentro. Peccato. Spero che prossima settimana possa giocare. Marco, domanda sul livello, perché appunto si è giocata la prima giornata, quindi possiamo fare il micro bilancio dopo il primo turno. Si è sollevato secondo te? Dove nel caso? Perché allora, io ho visto, oltre alla vostra partita, ho visto anche quelle precedenti, quindi quella dove c'erano Moscardelli e Florenzi, tanto per capirci. Era i Caesar contro i Big Bro, può essere? Big Bro, se non ricordo male. E apro e chiudo parentesi anche lì per dire, Moscardelli è vero che ha segnato, ma ha fatto una fatica enorme che Sau non ha fatto, cioè adesso anche per dare un po' la misura, cioè nel senso che Sau ha iniziato in cui appunto si vedeva che doveva prendere un po' le misure, però poi è andato in crescendo, cioè l'ultima parte di partita era totalmente nel suo e si vedeva, davvero gli è mancato soltanto lo spunto e il guizzo, ma per il resto si vedeva che era entrato subito nelle dinamiche, ecco, di gioco. Per esempio, appunto, come dicevo prima, altri due ex calciatori come Moscardelli e Florenzi invece si vede che ragionavano proprio quasi completamente ancora da calciatori di calcio a 11, e in uno sport come la Kings non te lo puoi permettere, perché effettivamente al di là di tutte quelle che sono le regole, tutte quelle che sono le dinamiche, è un'altra cosa, quindi non puoi ragionare nello stesso modo. Comunque, primo bilancio dopo la prima giornata. Ma ti dico, in generale io ho visto un livello che si è alzato parecchio, nel senso che ci sono giocatori di categorie superiori, giocatori che hanno più esperienza, più anche personalità rispetto a tanti giovani che c'erano nella precedente edizione, perché comunque dai draft erano entrati tantissimi giocatori che non superavano i 30 anni. Ora invece ci sono cioè si è alzata l'età media. Comunque sono entrate tante individualità di valore e quindi il livello è cresciuto tanto. Credo che il livello sia cresciuto molto nel girone A, infatti hanno fatto secondo me 2 gironi assolutamente sbilanciati, squilibrati, sbilanciati, sono d'accordo, perché c'è stata enorme differenza fra le prime 3 partite che avete visto lunedì e le ultime 3, sia a livello individuale sia a livello tattico. Il girone A è un girone della morte, cioè tutte le squadre sono squadre che possono ambire alla vittoria finale, mentre nel girone B ci sono squadre più impreparate o che hanno rose più incomplete, e quindi insomma è un po' diverso, però in generale il livello si è alzato molto. Oggi per esempio noi affrontiamo una squadra che probabilmente quella che si è rinforzata di più rispetto al campionato scorso, perché hanno sostanzialmente tutti i giocatori di Serie D eccellenza, tutti forti, tutti bravi, e quindi sarà importante tirare fuori una prestazione da squadra oggi per cercare di portare a casa i 3 punti. Faccio la battuta cattiva, Marco, forse perché dovevano fare entrare certi VIP di un certo tipo e quindi bisognava spingerli. Quasi aprirgli il tappeto rosso, mettergli il tappeto non lo rosso. So, può essere, lo dico anche io, quello, tanto, può essere anche quindi non ho problemi a dire. Luca? Ma proprio sul discorso dei 2 gironi, anche perché la prima partita, le prime partite è classico, nel girone A tutti pareggi, 6-6, 6-6, 5-5, nell'altro
ci sono state delle differenze clamorose. Tra l'altro, io che conosco qualcuno dell'FCZ, hanno preso, da noi si dice una sussa, si può dire, sì. Sì. Ed era una delle squadre che l'anno scorso, insomma, c'era tutto il È arrivata in discorso. finale. Esatto. Quindi già da queste piccole, poi una partita è ovvio che non fa statistica, però già in questo primo turno si sono viste determinate differenze, quindi inevitabilmente il livello si è alzato, che comunque è positivo da un certo punto di vista, Marco. Certo. Però è anche vero che i gironi in base a cosa sono stati calcolati? Tutto estrazione oppure c'erano, diciamo, No. dei vincoli? No, non era estrazione. Diciamo che di estrazione non c'è niente nella Kings, Ecco. nel senso che hanno Ok. fatto tutti i gruppi in base a ciò che poteva portare content, nel senso che nel nostro girone ci hanno messo i Caesar perché Enerix è stato un nostro hater durante il mondiale, gli Underdogs perché hanno Domenico Rossi che è un ex Alpha K, e diciamo che questo passaggio è stato molto polemico in estate. Ci hanno messo gli Alpha K anche nel nostro girone perché c'era Gelsi. Quindi insomma hanno fatto un girone in base a ciò che poteva portare più contenuto, e nell'altro uguale, nell'altro hanno messo gli Stallions assieme ai Boomers per la rissa dell'anno scorso a fine partita. Insomma hanno cercato di fare tutti quegli incroci che potevano portare subito contenuto senza pensare a quello che potevano essere poi gli incroci della fase finale di questa coppa, perché comunque secondo me sarà un po' sbilanciato l'incrocio tra girone A e girone B. Poi ovviamente il calcio non si fa su carta, bisognerà vedere poi come performeranno le squadre effettivamente in campo, però sulla carta diciamo che il girone A ha squadre di livello superiore rispetto al girone B. Poi, ripeto, il calcio non si fa su carta, il campo parlerà per tutti e si vedrà poi quale sarà invece la squadra migliore alla fine di questa coppa. Diciamo che del girone B la squadra che mi è piaciuta di più sono proprio gli Stallions, che non mi aspettavo facessero una prestazione del genere, visto le premesse di rosa, mettiamola così, e tutti la etichettavano come la squadra che si era rinforzata di meno, e invece hanno mantenuto un buon gruppo e hanno portato 3 nuovi elementi che invece si sono rivelati molto molto forti. Molto bene, Marco, grazie. Intanto ti disturberemo insomma più avanti ovviamente per continuare a tenere anche i riflettori di 131 sulla Kings League. Stasera ore 18, giusto? Se non ho visto male, ore 17, alle 17, no, alla prima. ore 17. Sì. Dovrei riuscire a seguirvi perché teoricamente dovrei essere a casa a quell'ora. Poi noi dopo abbiamo il Fantacalcio alle 18:30, Esatto. quindi alle 17 Perfetto. ci viene Io ci anche sono. abbastanza comodo, per cui insomma ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Marco, grazie. In bocca al lupo, Marco. In bocca al lupo per stasera. Crepi. Ok. Ciao. Ciao Marco. buona giornata. Ciao. Grazie, Marco Migaleddu. Eccoci qua, caro Lukons. Allora, in attesa dell'ultimo ospite, Alberto Fabbri, che esatto, è il di direttore Hellas di Hellas Live. Live.it, per capire qualcosa di più di questo nuovo Verona, ricordiamocelo, insomma, stagione particolare anche quella di quest'anno, secondo me in casa Verona, perché manca ancora la prima vittoria in stagione. Eccolo. Non bisogna mai dirlo perché no, infatti, io ho una paura di parlare non oggi in porta- maniera clamorosa. non porta benissimo tutto ciò, però insomma Ce vediamo l'abbiamo. se facciamo il l'abbiamo. video. Alberto, facci un ok se vuoi fare il video, se si è Ok. sistemato. Grande, Eccolo. eccolo qua. Benvenuto Alberto Fabbri di Hellas Live, buona giornata, come stiamo? Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, Alberto. Tempo a parte bene, dai. Ah, ecco. Quindi com'è il tempo? Ecco, a proposito. Acqua, però dai, da domani mettono bello, quindi in teoria splenderà il sole domenica pomeriggio a Bentegodi. Ah, beh. Fantastico, che è quello che Spettacolo. voleva sapere Luca Di Leonardo, visto che sarà il nostro inviato, lo diciamo, per la partita di domenica. Infatti ho chiesto se voleva fare il video per quello, perché secondo me, giustamente stava diluviando. Vediamo un po' come gestire il tutto. Allora Alberto, iniziamo subito con questo nuovo inizio di stagione dell'Hellas. Stesso allenatore, il gruppo in gran parte è simile a quello dello scorso anno, però sono tanti nuovi innesti, tanti giocatori
interessantissimi, tra cui il nostro idolo, mio e di Luca Di Leonardo, ovvero Giovane, che abbiamo preso da subito al Fantacalcio. Non sta dando grandissime soddisfazioni fin qui, però è un po' il nostro pupillo. Avete preso Allora vi farò un bel Orban. regalo domenica. Infatti, non vedo l'ora. Di Leonardo per quello, infatti, guarda, perché è l'uomo del destino praticamente. Esatto, è scritto. No, Nick Foden, che è un attaccante molto molto interessante, manca ancora la prima vittoria. Dici un po', insomma, queste prime sensazioni su questo nuovo Hellas. Allora, proviamo a guardare il bicchiere mezzo pieno. Al momento, finisce oggi il campionato, siamo quartultimi, quindi saremo salvi. Questa è l'unica nota positiva che al momento mi sento di dire. Per quel che riguarda i numeri sono impietosi. Siamo il peggior attacco d'Europa dei 5 principali campionati europei, appena 2 gol in 7 partite. Il primo con Sardar sugli sviluppi di un calcio d'angolo in casa dell'Udinese, il secondo dagli 11 metri con Orban contro la Juventus. Veniamo da 3 partite dove non siamo ancora riusciti a gonfiare la rete avversaria, ci sono delle difficoltà. Bene in fase difensiva, in attacco stiamo balbettando, ecco, mettiamola così, perché arriviamo al tiro, costruiamo bene ma non finalizziamo. Il problema principale del Verona di Paolo Zanetti, che come dicevi giustamente tu poc'anzi, per il secondo anno consecutivo è l'allenatore designato per portare alla salvezza l'Hellas Verona, non è ancora riuscito però a vincere. Capite bene che per rimanere in Serie A dalle 8 alle 10 vittorie sono d'obbligo, quindi speriamo di riuscire quanto prima a sbloccarci. Luca? Io vado sul fatto che appunto hai detto, Albe, che il Verona arriva comunque in porta, perché è una delle squadre che tira più in porta, però Bravo. fa degli errori clamorosi, perché di Orban mi viene in mente la partita all'Olimpico con la Roma, che veramente era difficile sbagliare quel gol, ma anche col Pisa, perché comunque bravo a prendere palla, insomma, a trovarsi lì davanti, però non tira, insomma, parliamoci chiaramente. Quindi c'è un blocco per il gol, però sono 2 giocatori là davanti e anche centrali, perché a me sta stupendo Gagliardini, ti posso dire la verità. Io ero convinto fosse, con tutto il rispetto, comunque un giocatore, non dico finito, però tanti problemi fisici, continuità persa negli ultimi anni. Invece Zanetti gli ha trovato di nuovo il suo spazio e lui si sta mettendo comunque in discussione, ed è stato comunque uno dei giocatori più in forma di queste ultime partite. Quando non c'è stato si è sentita la sua mancanza, quindi ti chiedo, sicuramente se sta bene sarà lui il titolare, è ritornato Valentini in difesa, quindi sarà lui il braccetto di sinistra, ma lì a sinistra, che ho letto un articolo vostro, Frese più di Bradaric, ma siamo sul 50-50, potrebbe giocare anche Bradaric? Al momento mi viene da dire anche 80 Frese, 20 ok. perché allora andiamo subito a snocciolare quello che potrebbe essere l'11 di partenza contro di voi domenica pomeriggio. Vabbè, Monti po' 3 pali, quello mi sembra abbastanza d'obbligo. Il terzetto verrà confermato quello che si è visto a Pisa, dove ha fatto il suo esordio appunto Valentini, che ha recuperato dopo l'infortunio muscolare occorso in quel di Cerignola in Coppa Italia. Quindi a destra Nunez, al centro Nelson, sulla sinistra Valentini. Belgali tornerà dal primo minuto al posto di Fallow, che a Pisa non ha fatto bene per nulla, però è anche giustificato, ragazzo. Nel 2006 viene dalla Serie D, giocava a Cava dei Tirreni, con tutto il rispetto per la Cavese, si è trovato catapultato in 3 categorie superiori e sta avendo qualche difficoltà, quindi Belgali tornerà a titolare. Della parte opposta ad oggi mi viene a dire appunto Frese, il danese, confermato sulla corsia di sinistra, e i 3 in mezzo saranno Serdar, Gagliardini e Berned. Davanti c'è il ballottaggio, secondo me Zanetti contro di voi, o Giovane o Orban partirà dalla panchina, uno dei due, e mi viene da dire al momento più Giovane Mosquera, cioè le coppie dovrebbero essere Giovane Mosquera, Star, Orban. Poi allenamenti sono sempre blindati a porte chiuse, quindi sono deduzioni, ipotesi, suggestioni, chiamatele come volete, materiale su cui poter parlare non abbiamo. Vedremo sabato quando ci sarà il prepartita cosa ci dirà Zanetti a tal riguardo, però l'ipotetico 11 dovrebbe essere questo. Prima di dare la parola a Fra, ambiente un po' così a Verona, visto anche la situazione dopo il divieto di trasferta dei 3 mesi, il disordine.
Quindi penso che ci sia anche un ambiente abbastanza focoso, mettiamolo da questo punto di vista, aria di contestazione, non per la squadra, ma probabilmente per le restrizioni. Allora, mi permetto di dire, condannando ogni forma di violenza, questa è la base, sia ben chiaro, Certo, vero ragazzi? certo, Ogni certo. forma di violenza. Mi sembra però che sia eccessivo bloccare per 3 mesi le trasferte e soprattutto io mi chiedo, ma a questo punto cosa serve la tessera del tifoso? Mi Niente. spiego meglio. 1100 biglietti fulminati in meno di 24 ore per Pisa-Verona. Chi si è reso protagonista di questi disordini all'esterno dello stadio di Pisa erano 150-200 tifosi. Allora io mi chiedo, visto che ci sono nel 2025 immagini tramite cellulari, videocamere, forze dell'ordine, sanno benissimo chi è che ha procurato questi disordini all'esterno dello stadio, ma perché bisogna andare a penalizzare un'intera tifoseria? Lo dico sia per i veronesi, sia per i pisani, sia per eventualmente, mi auguri no, i cagliaritani un domani. Cioè, io mi dico, nel momento in cui avete voluto questa tessera del tifoso, andate a prendere i persone che si sono rese protagoniste all'esterno dello stadio, a queste li vietate le trasferte e gli altri invece possono andare senza problemi. Io la vedo così. Resta il fatto che di sicuro questa è una mano pesante da parte dell'osservatorio. Piantedosi l'ha già dichiarato, non c'è ancora comunicazione ufficiale, quindi attendiamo. In teoria, già dalla prossima trasferta, che il Verona nell'unico turno infrasettimanale in programma la settimana prossima giocherà a Como, facilmente appunto senza i tifosi, e per assurdo la prossima trasferta che si dovrebbe sbloccare sarebbe proprio Cagliari-Verona, neanche farla apposta. E lì secondo me potrebbe essere nuovamente vietata Anche per secondo me. i Per i trascorsi. bravissimo, e ci fermiamo lì. Per Esatto. assurdo, quando si sbloccherà invece il divieto delle trasferte per i pisani, cosa ci sarà in calendario? Verona-Pisa. Anche lì il destino abbastanza comico, mi viene da dire, per non dire altro. Sembra quasi che veramente chi ha questo potere in mano non calcoli minimamente. Io dico, volete fare un qualcosa, visto che ci sono stati anche degli episodi sgradevoli, se non ricordo male, tra i tifosi del Como e dell'Atalanta, che hanno bloccato i bergamaschi per 3 partite. Allora io dico, vuoi punire tutti? Perfetto, punisci tutti, ma fallo in maniera ferrea. Esempio, io fossi stato qualcuno che oggi ha più potere sicuramente di me, avrei detto, boh, perfetto, ci sono stati disordini, attenzione, a Pisa è la terza tifoseria che si presenta a piedi, libera di scorazzare per la città, quindi ci sono stati già disordini a Pisa. Il fatto dell'autista del pullman, a cui faccio le condoglianze alla famiglia, è un fatto a dir poco increscioso e va ovviamente etichettato come un qualcosa di vergognoso e imbarazzante. Io cosa avrei fatto? Avrei fatto ancora un gesto ancora più forte e lì l'avrei forse più capito, ovvero avrei bloccato fino a fine anno tutte le trasferte di qualsiasi tifoseria e lì avrei dato un segnale molto importante, avrei fatto capire che il prossimo che sgarra, signori, pagate tutti. Allora lì mi poteva trovare più d'accordo. In questo caso qui invece 200 protagonisti di fatti incresciosi all'esterno dello stadio di Pisa, vai a penalizzare altre 800-900 persone che invece sono arrivate anche con le famiglie allo stadio senza aver mosso un dito, lì secondo me non è un metodo di giudizio giusto. Non d'accordo. Fra? Sì, tra l'altro poi il Cagliari lo ha vissuto l'anno scorso, vi ricorderete tutti, a Empoli, no? Cioè, perché neanche con la testa del tifoso si poteva andare, dovete intervenire il TAR, cioè situazioni veramente imbarazzanti, al limite dell'assurdo da tutti i punti di vista. Albe, no, però torno a parlare un po' di campo. Meglio. Esatto, abbiamo parlato di un Verona nuovo. Chi è dei giocatori, dei nuovi acquisti, quello che finora ti ha convinto di più e quello che invece secondo te si deve dare una svegliata, ecco? Beh, allora, di sicuro gli attaccanti devono un attimo calarsi meglio nella parte. Mi sembra, e mi ha dato anche ragione nel post partita di Pisa l'allenatore Paolo Zanetti, siano un po' troppo egoisti, sia Orban che il giovane. Ma forse non vanno a complementarsi bene i due. Avrebbero magari bisogno di una spalla al loro fianco, magari di più peso come può essere Mosquera, di più movimento come Sarr. Quindi sicuramente le qualità ai due giovani attaccanti non mancano.
perché come dicevate prima, giustamente, siamo una delle squadre che tira più in porta, però capite bene che il gioco del calcio è quello di riempire la rete avversaria, non solo di arrivare alla conclusione. Allora, detto di giovane di Orban, io mi aspettavo da El Musrati sicuramente qualcosa di meglio, da questo bestione in mezzo al campo arrivato dal Besiktas, il primo libico peraltro a vestire la maglia giallo-blu, che però ha dei problemi, continui problemi fisici, e secondo me anche a gennaio potrebbe anche già salutare la compagine scaligera. Bella Ketchup, anche lui è un giocatore che fisicamente è prestante, ma anche lui è martoriato da tantissimi infortuni. Ecco, da questi 4 soprattutto speravo che arrivasse qualcosa di più. Bene Nunez invece dietro, bene Nelson, Valentini è tornato, quindi non è una novità. Belgali, anche lui sta facendo molto molto bene. Secondo me uno degli errori di Zanetti in quel di Pisa è stato proprio quello di preferirgli Fallow dal primo minuto, convinto che il ragazzo non avesse, dopo il doppio impegno con l'Algeria, invece ha dimostrato a partita in corso che ne aveva e come di benzina ancora nelle gambe, e infatti ha fatto molto molto bene. Detto questo, dopo degli altri ti dico, tanti non sono stati ancora chiamati in causa, quindi siamo appena all'8ª giornata, domenica, o meglio venerdì si aprirà l'8ª giornata, quindi siamo ancora agli stati primordiali di questa stagione. Però è chiaro che il Verona deve cercare in tutti i modi di ribaltarla quanto prima, perché, ripeto, siamo quartultimi in classifica, 4 punti, punto di 4 pareggi, abbiamo fatto molto molto bene, a parte a Roma in casa con la Lazio e al Bentegodi nel secondo tempo contro il Sassuolo. Poi per il resto il Verona spesso meritava qualcosa di più, in primis con la Cremonese, che è stato un pareggio a dir poco striminzito. Con la stessa Juve avessimo vinto non avremmo rubato sicuramente nulla. A Roma abbiamo già parlato dei duplici errori davanti alla porta, e a Pisa l'errore che ha fatto Orban, io ogni tanto mi sveglio la notte, credetemi, e mi chiedo ma come hai fatto? Ma come hai fatto? Lì poteva benissimo stoppare il pallone in area, fare un balletto come piace a lui, far vedere sui social, piazzarla di piatto alla sinistra o alla destra di Semper, poteva palleggiare, poteva fare quel che voleva, però purtroppo è andata come è andata, quindi l'augurio, mi spiace per voi, ma che entrambi si sblocchino domenica. Luca, sono dei commenti. C'è anche c'è la domanda innanzitutto di Giuseppe, il nostro collega, che salutiamo. Ciao Giuseppe. Sabato la non risposta di fatto alla mia domanda sugli sconti diretti ha mostrato un Zanetti in grande imbarazzo. Domenica peserà più la necessità di vincere o prevarrà il tentativo di pareggiare per non perdere contatto? Io sono dell'avviso che Verona, allora, l'obbligo di vincere forse è troppo, perché ripeto, siamo all'8ª giornata, però bisogna switchare, bisogna cambiare registro, anche perché poi, se guardiamo il calendario del Verona, il Verona mercoledì nell'unico turno infrasettimanale del campionato andrà in casa del Como e dopo verrà qui l'Inter. Dopo ci saranno altri 3 scontri salvezza consecutivi, quindi bisogna approfittarne. Per il Verona, dopo Sassuolo e Pisa, contro di voi, contro il Cagliari, domenica è il terzo scontro salvezza consecutivo. E al momento bisogna, cioè, col Sassuolo è andata malissimo, col Pisa è andata benino. L'augurio ovviamente da addetto ai lavori, ma soprattutto da veronese e in primis tifoso dell'Hellas, che domenica contro il Cagliari, che sapete quanto amore nutro verso la vostra bellissima terra, però mi auguro di farvi lo sgambetto per cercare finalmente la svolta di questo campionato. E tra l'altro c'è un aneddoto: capitate contro la squadra migliore, il Cagliari, che è conosciuto per risvegliare le squadre in difficoltà. Guarda, non parliamo di questo, perché il Verona, ti dico, ha fatto fare tanti di quei gol per la prima... Bravo, ha fatto fare tanti di quei gol. Io mi ricordo dal Cristian Panucci con l'Inter in giù, parliamo del 2001, abbiamo battezzato tanti giocatori noi, specie al Bentegodi. Ecco, poi il Verona, oltre a non vincere da maggio, l'ultima partita, è da 8 mesi che non vince al Bentegodi. Il trend davanti al pubblico amico per Zanetti è impietoso, ha vinto davvero pochissimissime volte, quindi ci sono tanti fattori che spingono perché questo momento cessi. E c'è un'altra domanda di Matteo, che è il nostro ospite. Dice: Nelson nel Fantacalcio Mantra mi pare sia un buon centrale
che ne pensa l'ospite di questo ragazzo? Tra l'altro ex Roma, e a Roma, insomma, probabilmente era troppo Roma, con tutto il rispetto per il Verona, Albe, ci mancherebbe, però sono due realtà diverse. Nelson comunque esperienza ce l'ha sicuramente in una difesa dove anche Unai Nunez comunque sta facendo bene. Molto. E si completa adesso con Valentini, che l'anno scorso è ancora a prestito dalla Fiorentina? Sì, È prestito il rinnovo. riscatto. Sì, ok. Insomma, un terzetto giusto, nel senso che Valentini è il braccetto di sinistra, Frese lì era un po' adattato e Bossé magari non ha convinto tanto, quindi scelte obbligate Ma io sono lì. dell'avviso, noi abbiamo più possibilità quest'anno sul fronte difensivo. Io sono dell'avviso che quest'anno la retroguardia del Verona sia rinforzata notevolmente rispetto all'anno scorso, con tutto rispetto per Coppole e Ghilardi, che sapete benissimo, uno è andato in Inghilterra, l'altro proprio a Roma, dove è stato Nelson. Io sono dell'avviso che quest'anno il Verona dietro ha una retroguardia molto più solida, molto più esperta, molto più continuativa, e Nelson, bel colpo a fantacalcio secondo me per l'ascoltatore che vi ha fatto questa domanda appunto sul giocatore ex Galatasaray che è arrivato in prestito. Ecco, poi la formula, però voi mi insegnate, voi avete una proprietà importante che investe tanti soldi, e noi adesso abbiamo cambiato per altre proprietà, e questa proprietà ha dimostrato che tanto capitale, tanta liquidità non ce n'è, però ci sta sicuramente mettendo in mostra per aver portato a Verona dei giocatori, pur con la formula del prestito appunto come Nelson, però dei giocatori di indiscusso valore, questo è fuori di dubbio. Fra? No, era sicuramente un discorso molto interessante. L'anno scorso, Albe, ci siamo visti, il Cagliari vinse 2-0, una partita particolare, sicuramente anche per il Verona. Ricordo un Zanetti in conferenza stampa, non dico quasi in lacrime, però insomma era veramente in grande difficoltà. Ieri Pisacane ha detto il passato è passato, adesso bisogna concentrarsi soltanto su quello che è il presente e che sarà il futuro. Però io ti faccio la domanda, cioè visto che il Cagliari ha cambiato allenatore, quindi di fatto è un altro ciclo, il Verona invece ha confermato l'allenatore che è Zanetti, e quindi in questo caso forse un po' il passato continua a essere importante. Che insegnamenti trarrà o avrà tratto Zanetti dalla partita dell'anno scorso secondo te? Ben quesito questo. Io mi auguro che più che dall'anno scorso lui abbia imparato in queste prime 7 giornate dove deve migliorare la squadra, perché come dicevamo poc'anzi il Verona costruisce, è innegabile. Se guardiamo anche l'ultima partita in quel di Pisa, ci sono state almeno 3 nitide occasioni, esclusa quella clamorosa di Orban. Il problema è che lì davanti balbettiamo troppo, per non dire altro, e questo trascinarsi a livello mentale può diventare pesante il problema. Io mi auguro che in primis, anche perché poi il Verona, se andiamo a guardare anche i numeri, è una squadra che corre, non arranca fino al 90esimo, ci arriva anche conscia di una capacità atletica davvero molto molto importante. Peccato che appunto davanti al portiere avversario il più delle volte cicca clamorosamente. Quindi tornando anche alla domanda che faceva un vostro ascoltatore prima, accontentarsi di un pareggio, è chiaro che non bisogna perdere contro il Cagliari, parlo ovviamente sponda Verona, voi siete molto più rilassati perché avete il doppio dei punti, quindi magari qualcuno che ci sta ascoltando sta storcendo il naso, però credetemi, meglio a 8 che a 4, quello fuori di dubbio. Quello fuori di dubbio, vero? Dopo, voglia. Sappiamo benissimo che lamentarsi è lo sport principale in Italia, però detto ciò e battuta a parte, il Verona deve trovare, e Zanetti deve trovare una chiave di volta che permetta di finalizzare quelle 4-5 occasioni nitide che ogni partita andiamo a creare, e secondo me la chiave potrebbe essere proprio quello di cambiare gli interpreti lì davanti, confermando il 3-5-2, ma davanti Mosquera con Giovane o Sar con Orba. Secondo me le due coppie al momento potrebbero essere queste. Molto bene. Albe, direi che ci siamo, abbiamo detto tutto. Sì. No? Tra il risultato, però abbiamo detto tutto. 1-0 e ci vediamo a Cagliari. Il risultato è presto per dirlo. Va bene,
Alberto Fabbri, direttore di Hellas Life, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Albe, ti affidiamo Grande Luca Di Albe. Leonardo domenica, va bene? Molto Trattalo bene, lo porto a mangiare Alessio Perà volentieri. Ok, perfetto. Alla Grazie, grazie davvero. A voi. Alberto Ciao, Fabbri, Albi. ci vediamo presto, buon lavoro. ragazzi. Ciao a voi. ciao 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 grazie. ciao ciao. Ecco qua, Eccoci Alessio qua. Pera fantastico, io l'ho mangiato a Verona l'anno scorso, roba vi deve piacere la carne bollita, intendiamoci, perché se non vi piace è un po' strong, ma se vi piace è super, un po' poco leggerino, Ecco però davvero piatto top. Va bene, Lucone, Carole. direi che possiamo anche chiudere, perché noi a breve ci dobbiamo sì, ci va a rivedere, perché rivedere, è un esatto. appuntamento Esatto. non da poco. È vero. E poi ci vediamo stasera Ci vediamo. per Fanta 131 live Che alle 18:30, ricordiamolo, 18:30 preview digiuno di Luca, dice Ecco. Roberta. Brava Roby, brava, non Io mangia non- niente. io no. Cioè, veramente è un passerotto che pilucca, lui non mangia, pilucca, capito? Cioè lascia Passerotto. veramente che spreco, Che vergogna. Che vergogna. vergogna, sì, veramente. Vabbè, lasciamo perdere. Dicevo quindi, ore 18:30, l'appuntamento con Fanta 131 live. Mi raccomando, ragazzi, puntata un po' corta, visto che poi devo andare a giocare a calcetto. Quindi, insomma, tendenzialmente fate tutte le domande subito a Luca Di Leonardo. Esatto. Pam, 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 E oggi faremo anche la impostiamo. versione short delle probabili formazioni direttamente con consigliati, sconsigliati e scommesse, che ho visto la settimana scorsa facendo anche il podcast. Ha fatto bene comunque, quindi ci sta. Meno parli, più la gente è contenta, ricordati. Soprattutto nel tuo caso. Pensa che Matteo Tidi leva l'opzione per disattivare il tuo audio, ma non il mio. Esatto, Questo ancora non si è capito come fosse possibile questa cosa. C'è stato, hanno sabotato la puntata, devo capire chi è stato. Ma è successa. Meravigliosa. Sento Fra e non sento te. Come? Esatto, un Possibile? filtro anti-LDL probabilmente. Va bene, ragazzi, dopo tutte queste fesserie, quindi abbonatevi, Iscrivetevi al canale, abbonatevi, chiamate zie, cugine, sorelle, fratelli, nonne, nonni, con le zie. papà, Di sempre, nuovo le zie, con le zie sempre presenti. Questa passione del tuo Esatto. zie. Era il martedì portieri, giovedì Zie del zie, Va bene, esatto. Anche questa verrà clippata, Guarda. sappilo, che sarà tutto pronto per... No, invece, a proposito di clip e di video, ieri abbiamo rilasciato qualche clip delle nostre interviste ieri fatte ai premi UCI a Golfo Aranci. Oggi ci sarà invece il video integrale su YouTube, credo nel primo pomeriggio sarà pronto, con ovviamente prima parte riservata agli abbonati, poi più tardi la visione libera per tutti. E cosa volevo dire? Non mi ricordo più. Vabbè, sì, poi domani, che è venerdì, ci sarà per i Torres, perché la Torres gioca sabato sera ci sarà la vigilia invece per quanto riguarda la Verona Cagliari. Va bene, quindi un po' per dare anche il programma, il nostro palinsesto delle dirette nei prossimi giorni. Per tutto E il domenica? resto- Vabbè, domenica è ovvio, c'è la partita, quindi pre-partita, post-partita, ci sei tu, quindi fai Figurati. poco il Togo e pensa... Ecco, guarda, Ecco. attenzione, e pensa, appunto. Io l'anno scorso sono andato a Verona, Mhm. Cagliari ha vinto, poi il giorno dopo mi hanno ricoverato, ma questo è un altro discorso, però almeno ho portato a casa i 3 punti per il Cagliari, quindi Attenzione, qui c'è tanta responsabilità, attenzione. c'è molta responsabilità. Poi Roberto Pini è andato a Lecce e ha portato la vittoria, è andato a Udine, ha portato un punto, E tu? giusto a Napoli. Io sono andato a Napoli e hanno perso al 95esimo, il mio l'avevo fatto, ragazzi, cioè, più di Ecco, quello. attenzione, sinceramente. attenzione, Quindi, tutto in caso bene. di sconfitta pesante, Luca Di Leonardo, Fugge. prima e ultima trasferta, Esatto. che proprio ci pagherà qualcuno per non mandarlo. fondamentalmente. Ok. Ah no, voglio chiudere con un piccolo... Attenzione. Una cosa che mi dovevo togliere un po' da qui. E, no, siccome leggevo... Cosa c'è? Aspetta. No, Cosa stai non ho facendo? fatto, no. Che te sfendi? Niente, ho fatto... Cosa non so. volevi fare? Cosa stavi toccando? Perché non lo fa? Ah, aspetta. Vai. Ah, così? No, Certo. ma io a me piaceva invece
lo stesso livello. No, perché leggo da commenti sia sul nostro sito, sui video dei nostri amici youtuber e quant'altro, una presunta condiscendenza da parte nostra nei confronti del Cagliari, nei confronti di Pisacane, a volte le ho lette nei confronti della Torres, lo stesso, cioè mi fa sorridere tutto questo, e soprattutto perché vedo dietrologie e complottismi che sinceramente non hanno senso di esistere. Non vuol dire che siccome uno non attacca in maniera diretta e trasversale la società, è pagato dalla società, è pro società, è pro allenatore, amico dell'allenatore, amico della dirigenza, cioè semplicemente così come era successo l'anno scorso con Nicola. Aspettiamo prima di 10 partite, secondo me bilanci pseudo definitivi sono assolutamente fuori da ogni logica. Ognuno faccia quello che si sente. Mi fa ben sperare anche in qualche modo vedere che anche altri colleghi storicamente non allineati sono più o meno del nostro stesso mood, ecco, nei confronti del tutto. Cioè aspettiamo, analizziamo errori, cose che vanno bene e quant'altro, ma senza lisciare il pelo, perché non è mai stato il nostro stile, e direi che poi anche i fatti testimoniano quanto la nostra storia vada in una direzione totalmente diversa. Poi ognuno è libero di pensare quello che vuole, e ci mancherebbe. L'unica cosa che a me non piace appunto è questo clima di complottismo, di dietrologie, di chiacchiericci e di creare soprattutto malumori che non esistono. Ecco, questo non mi piace, quindi i complotti fateveli a casa vostra fondamentalmente. Ecco, questo è un po' il discorso totale. Va bene Luca? Direi di sì, direi assolutamente. In chiusura, l'ho detto io, tutto questo perché ormai molti pensano che sia solo il giornalismo urlato da clickbait, per carità. Ma non bisogna dire neanche quello. Esatto, grande traccata, questa è una perla. Voi siete mica come Alvarez, ragazzi. Primo Vespa, veramente. Idolo Alvarez, il grande Alvarez, che dovrebbe essere Edgar, l'ex Cagliari, l'onduregno del Arvarez. Ve lo ricordate che poi andò alla Roma? Un giocatore fortissimo, 2004-2005. L'anno non me lo ricordo, la verità. L'anno di Zola. Sì. Sì, è vero. Meraviglioso, fortissimo. Una delle meteore più clamorose passate a Cagliari. Va bene. Ci tenevo a togliermi questo piccolo sassolino. Certo. Perché poi noi veramente accogliamo ogni critica, siamo disponibili per tutto. La cosa che a me non piace però è quando si vuole vedere del marcio e marcio non ce n'è. Ecco. E il dolo per me è sempre maligno come atteggiamento, e quindi ci tenevo a sottolineare questo. Va bene? Direi di ragazzi, con Buongiorno 131 ci rivediamo lunedì alle 10 come sempre. Speriamo. Perché? È vero che c'è il volo notturno, chissà se fa ritardo. Te lo immagini? Parte alle 4? No, anche perché... se parte alle 4, allora cos'è che il mio ultimo volo da Verona era ritardato di 4 ore, però ho avuto il rimborso. Sempre settimana l'anno scorso? Sì. È stata una bella trasferta, direi. Ok, la vittoria, però poi porca miseria. 4 ore in aeroporto, poi la sera ricoverato. Pensa che figata. La notte in pronto soccorso, la mattina ricoverato. Meraviglioso. Va bene, salutiamo anche il nostro Kinderino, che è lo spin doctor di tutti noi, ci mancherebbe. Va bene, ci vediamo stasera ragazzi, 18:30, Fanta 131 live, siamo lunghissimi come sempre. Esatto, ciao. Manda questa sigla. Vai, sigla, ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piedi.
abbassa il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131, 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.